Se io credo ciucciare una ventina! A salire una volta così e ora! Buongiorno! Buongiorno. A comande pansa! Non mi interessa. E poi i rappresentanti di medicinali li ricevo il giovedì dalle 15 alle 16, è scritto lì fuori dalla porta dell'ambulatorio. Ma lei, lui è il mio dottore della mutua! Giovanotto! Io non sono un dottore della mutua! Io sono un medico di base! Chiaro? No, dottore della mutua! Medico di base! Dica bene, medico di base! Medico patriarca! E sta attento medico di base della mutua, no! Mi lo manda pansa! Ma le passa? Bene. Allora lo mando da un internista. E non mi vedi che non me lo filmo, mi sono milanista, No, lo mando da un internista, uno specialista, non posso mica saper tutto. Io sono un medico di base. E se anche Massa che capisce la calligrafia dove che lo mando, avevo capito? Ora farsi vedere da un internista. Speriamo sia un bel pareggio. Mai che trovo gli assessori liberi sacramenta. Buongiorno! 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 Comande pansa? Sì, dica, bravo giovine, mal de panza di che tipo? Del tipo che fa mai? Ecco un altro che mi fa perdere tempo, stai attento, non sono mica il dottore della mutua, io sono un internista. Sì, mi sono centro-mediano metodista, Lo stesso. così ci permettiamo di offendere la medicina, No, ma- la scienza e i professori e facciami un bel scherzetto. No, ma non sei la mia ciappasca, ma cosa sei che Eccola mi qua, scrive? eccola qua. Non sei la mia ciappasca? Eccola qua, una bella impegnativa per il chirurgo dell'ospedale, così che diamo un bel taglio. Mamma mia, quel dire così! C'è chirurgia qua! Ma lei cerca chirurgia 1, chirurgia 2 o chirurgia X? Ah, fermo uno così me l'altra puti! Bene, dove si che va a tagliare? Chi è che ha detto che non va a tagliare? Giovanotto, mi ascolta un attimo. Se qualcuno si è preso la briga, il disturbo di mandarlo qua, a chirurgia, qualcosa da tagliare che va pure, vero? Ma mi comande panza? Sì, dice tutti così. No, non capivo di cosa si tratta, non capivo. Nuga problemi col coso, sì o no? E il mestiero, dai. Sì, sì. E il bigolo! E il bureo! No. La coradea! No, l'appendice, ecco, scusa, non mi vedeva, l'appendice. E ora facciamo così. Per non saranno l'esame da scrivere, Come non è mia laureato? sì, un modo di dire. Ma per fortuna! Cioè, quando saranno l'esame da scrivere, facciamo così, tagliamo tutto così, non che pensiamo più. Ma tutto cosa? Tutto quello che cresce, così, vedi, si capiva il pensiero. Sì, ma guarda che dei miei organi, quello che cresce non mi dà pensiero! Casomai se il contrario? Senta, non mi studia 20 anni per curare su un banalissimo mal di panza, Ma mica solo di quello! E ritorna quando che avrà qualcosa di più serio. Se più finite fa girare come una trottola. Giovanotto, mi dà una camina mentire da ciucciare? Finite! Zelasi! No, sulla Ines.
Sono la Ines della ASL 17, ufficio CUP, centro unico prenotazioni. Lui prenota la visita del specialista e mi lo mando col computer. Ecco, proprio centro ha fatto signorina, sai, guarda. Stai attenta adesso che conto spiego mio mal di panza, no? Mi sono dato dal dottore di base della mutua, mi ha mandato al centro mediano internista, che mi ha mandato al chirurgo che pareva anima di cannibal, mi ha mandato a Ela, mi ancora mal di panza. Cosa faccio se che mi ha mal di panza? Calmo, ma non ti ho educato con una signora che si muove sotto organico e sono piena di lavoro arretrato, calmo. Adesso lui mi spiega educatamente la visita del specialista che vuoi e mi prenoto specialista col computer. Qua all'ASL siamo pieni di specialisti. Ecco, ma mi voglio un specialista delle robe comuni, tipo mal di panza. Bene, ce lo troviamo subito. Robe comuni. Eccolo qua. Allora per lui che vuoi un comunista. Vorrei essere ricoverato al mal di panzologia, uomini, non il mal di donologia, donne, perché non sei che non mi fida, ma non vorrei mai entrare per la penicite e mi cavano aia. Ma cosa dite, giovanotto? Lui con quella faccia non la galo, vaia. Ma mio sono signori che non sa. Ma stai attento, se vieni qua a farmi perdere tempo con tutto il lavoro che vado a fare. Stai attento, sai. Stai attento, sai. Che lo ricordo il maxillo facciale. E perché? Perché io do un stramusone che spago tutti i denti. Sai di cosa ha bisogno lui? Di cosa? Mi ascoltami, che me ne intendo. Lui ha bisogno di una visita dal psicologo. Ah, Maria. Adesso io ce lo prenoto, visita dal psicologo. Ma non si più finire. E vado a far sempre. Qualcosa mi dice che lui non sta mica massa bene. Questo sì che è un genio. Dottore, ho mal di panza. Lui crede di aver mal di panza. No, mica ho mal di panza. Poi, ma come mal di panza? Come mal di panza? Se mi metto come mal di panza? Mi so come succede, mi l'ho visto entrare e subito ho detto questo si è alterato, questo va ad avere le barche che gira, sì o no? E ora sa come succede in questi casi, psicosomaticamente si dice, nella sua testa che viene il mal di panza. No, se diverso. Allora adesso ti spiego bene, stai attento. Allora, mica il mal di panza né a panza. Lui crede che ho nella testa e a me mi gira le vai. Insomma, di panza è tutta un'impressione, ma è tutta un'impressione. E ora facciamo così, proviamo con l'ipnosi. Proviamo con l'ipnosi. Lui mi vada fisso negli occhi, vada fisso negli occhi. Sì, mi vada, sì, sì. Cosa è sta spusa? Ci sono un'impressione. Fortuna che sono un colpo di canotto perché questo dottore si è già morto.